Andiamo a prendere Marco, capitolo 4, dal versetto 35. Ci alziamo e lo leggiamo con convinzione. Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziati la folla, lo presero con loro, così com'era, nella barca. Con lui c'erano altre barche. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che quella si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa con un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Amen. Ci possiamo sedere. Allora, oggi ho intitolato questo intervento Un cuscino sulla barca, perché la cosa che mi ha colpito di questo brano è che Gesù aveva un cuscino. Ma che ci faceva un cuscino su una barca? Questo brano l'abbiamo letto tantissime volte e siamo convinti di una cosa, cioè che se Gesù dormiva, anche noi dovremmo riposare. Ma io ho trovato alquanto strano che su quella barca non era una barca da crociera, ok? Non era una barca che ci porta, non lo so, da Palermo a Lipari, ok? Dove ci sono dei comodi posti dove uno si può sedere e aspettare di arrivare. Era una barca da pescatori. Il lago di Tiberiade è un piccolo mare, si chiama anche Mar di Tiberiade, ma in realtà non è salato, è un mare. Scusate, non è salato, è un lago, è un piccolo lago. E non è che ci voglia chissà quanto per passare dall'altra riva. Ma questo brano ci dice diverse cose e ci sono delle cose che questa volta il Signore mi ha fatto meditare in una maniera diversa. E si parte proprio da questo benedetto cuscino. Ma che ci fa sto cuscino su una barca? E perché Gesù aveva questo cuscino? Se l'è portato lui? Oppure gli apostoli già l'avevano a portata di mano per Gesù? Vorrei iniziare a farvi notare una cosa, che arrivato a un certo punto Gesù dice agli apostoli: andiamo dall'altra parte. Questo a modo mio, o come il Signore mi ha fatto capire, alcune volte abbiamo bisogno noi di passare dall'altra parte, ovvero di uscire da una posizione mentale ed entrare in un'altra posizione mentale, o una posizione spirituale ed andare verso un'altra posizione spirituale. Amen? Comprendete quello che vi voglio dire? Cioè abbiamo bisogno di cambiare posto, cambiare aria, cambiare anche aria spirituale. E in un certo modo Gesù ci sta dicendo che dobbiamo andare da un'altra parte. Non devono essere per forza problemi da attraversare. E ora vi spiego anche perché. Ma il messaggio che in questo primo versetto il Signore ci vuole dare è che c'è bisogno di cambiare, perché certe volte noi stiamo troppo fermi in una posizione e quella posizione non è buona per noi. Abbiamo bisogno di attraversare il mare. Amen? Dì alla persona accanto a te: devi attraversare il mare. Amen. Poi dice ancora: i discepoli, licenziati la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca. In questo versetto ci sono altri due osservazioni da fare. La prima è che sulla barca non ci possono salire tutti, solo alcuni possono salire su quella barca, nel senso che quando noi dobbiamo iniziare a cambiare visione, quando noi dobbiamo iniziare a cambiare aria, non ci dobbiamo portare dietro tutta la famiglia. Amen? Dobbiamo licenziare la folla, dobbiamo essere noi e il Signore solamente. Amen? E c'è un'altra particolarità in questo passo che dice: presero Gesù così com'era.
Noi invece vogliamo fare, che vogliamo? Sì, vabbè Signore, perché arrivato a un certo punto noi ci troviamo costretti a salire sulla barca, costretti ad andare sull'altra riva, ma nello stesso tempo non prendiamo Gesù così com'è, lo vogliamo trasformare un pochino e vedere di decidere noi qual è la direzione. È vero? Vogliamo provare a cambiare la mentalità di Gesù per fare quello che vogliamo noi. Ma gli apostoli qua prendono Gesù così com'è. Amen. Dì alla persona accanto a te: prendi Gesù così com'è. Perché Gesù è così com'è perché vuole fare del bene alla tua vita. Quando noi vogliamo cambiare il pensiero di Cristo, noi stiamo distruggendo noi stessi. Più avanti dice ancora: con lui c'erano altre barche. Ora questo brano della Bibbia, questo brano del Vangelo non è riportato solo qua, è riportato da altri evangelisti, da altri Vangeli, ma solo in questo brano c'è scritto che c'erano altre barche con loro. Quindi immaginate questa flotta di barche che partono insieme, cioè Gesù è sulla barca insieme agli apostoli e dietro di loro, diciamo così, o assieme a loro, c'erano queste altre barche. All'inizio non ho fatto caso a questa differenza, però poi facendo il confronto con gli altri Vangeli mi sono detto: perché Marco l'ha scritto? Perché ha inserito questa cosa? E ho capito che la necessità di cambiamento non è solo qualcosa che riguarda i cristiani, la necessità di cambiamento è qualcosa che riguarda tutti. Ognuno di noi ha bisogno di crescere, di progredire anche, non lo so, a livello lavorativo, a livello spirituale, a livello mentale, a livello anche, come si dice, intellettuale. Sapete che ho sentito un programma alla televisione, le persone che sono intellettualmente più colte sono quelle che vivono di più. Lo sapevate? Hanno fatto uno studio in questa università, non mi ricordo qual è l'università, perdonatemi, ma sappiate che le persone più colte, anche se possono essere più povere, anche se possono essere anche povere, no? Ci sono persone colte che sono povere, ma il fatto di essere intellettualmente superiore alla media li rende anche più longevi. Ecco che Gesù vuole questo cambiamento nella nostra vita su tutti i livelli, perché vuole vita per noi. Lui non vuole che noi moriamo, e non vuole che noi moriamo troppo presto, non vuole che noi ci seppelliamo chissà in quale parte delle nostre follie. Come diceva il canto, ci dobbiamo elevare, ci dobbiamo alzare. Amen? Tu ti devi elevare, tu ti devi alzare, perché quella è la volontà del Signore. Più avanti dice ancora: si scatenò una gran bufera e il vento e le onde si abbatterono sulla barca, tanto che questa si riempiva d'acqua. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Ora, come fa uno a dormire mentre è tormentato dalla tempesta? Un'altra cosa particolare che racconta solo Matteo e gli altri non dicono è che Gesù dormiva a poppa. Quanti sanno come è combinata una barca? Quanti lo sanno? Io non la poppa che cos'è? Facciamo un sondaggio. E la prua che cos'è? Sicuri siete? La prua che cos'è? Davanti. E la poppa è il dietro. Quanti non lo sapessero, secondo voi è meglio stare davanti o dietro? No, in una barca è meglio stare dietro, perché dietro c'è il timone. Il capitano sta dietro. Lo sapevate? Anche nelle grandi navi moderne i timoni stanno dietro, o comunque ora li mettono più in alto, ci sono tante cose che ho letto sulle barche che non vi sto a stressare la vita. Sappiate solo che la prua è davanti, la poppa è dietro. Il posto migliore per riposare, diciamo così, è dietro. La barca ha meno movimento, c'è il timone. Il fatto che Gesù sia stato posizionato dietro la dice lunga su quello che pensavano gli apostoli su Gesù. Cioè che Gesù doveva stare dove c'era la guida. Noi facciamo così, noi mettiamo Gesù alla guida della barca. Però secondo me gli apostoli si sono fatti male il conto,
Perché io penso, non c'è scritto, però io penso che si sono guardati in faccia e si sono detti: ma Gesù fa il falegname, non fa il barcaiolo. Chi è bravo a guidare una barca? Chi da una vita è andato a pescare. Quindi gli apostoli, che per la maggioranza erano pescatori, si sono fatti 4 conti e si sono detti: noi siamo più bravi sicuramente, Gesù che deve fare? E questa è la logica certe volte che ci muove la nostra mente e muove il nostro modo di fare. Noi diciamo: Signore, mettiti dietro. Secondo me il cuscino se lo sono portati dietro gli apostoli per dirci a Gesù: dorme. Secondo me. Oppure se l'è portato Gesù, che forse ha pensato, che ha capito quello che pensavano gli apostoli, e tra sé si è detto: te è meglio che mi porti un cuscino, almeno mi riposo. Perché non è normale che ci sia un cuscino su una barca. È fuori dal mondo. Oltretutto uno. Allora, noi vogliamo mettere Gesù dietro, però vogliamo che Gesù se ne sta tranquillo, che la barca la guidiamo noi. Vedete che c'è una cosa importante in questo brano. La tempesta, secondo me, non era messa in conto. Io naturalmente questo lo dico per rivelazione, non perché è scritto, ma secondo me la tempesta non era messa in conto, perché se gli apostoli avessero detto a Gesù: guidala tu la barca, ci fidiamo di te, Gesù avrebbe evitato la tempesta. Amen? Gesù l'avrebbe evitata la tempesta. Gli apostoli non erano cosa di guidare una barca in mezzo alla tempesta, anche se erano capaci di guidare una barca, ma Cristo era capace di guidare una barca in mezzo alla tempesta. Ecco che il Signore che cosa ci sta dicendo? Che sulla barca Lui vuole il comando, punto. E vi dirò di più: Gesù, quando ha detto agli apostoli passiamo all'altra riva, Lui già sapeva che c'era la tempesta. No? Gesù è Dio. Gesù già vedeva quello che c'era in mezzo tra le due sponde. C'era la tempesta. Quindi Gesù già prevedeva quello che sarebbe successo. Andando avanti dice ancora: egli destato si gridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò di fare gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? La paura viene dalla mancanza di fede. Ma anche qua il Signore mi ha fatto capire una cosa importante. Fede perché? Avevano 2 possibilità gli apostoli. La prima possibilità è che tutti si portavano un cuscino e tutti si riposavano insieme. Tanto la barca non sarebbe affondata comunque, perché là sopra c'era Gesù. Amen. Quindi se c'è Gesù sulla tua barca, intanto state tranquillo. Visto che hai sbagliato all'inizio, che non hai messo Gesù alla guida della barca, non sbagliare anche dopo, portatelo pure tu un cuscino e riposa. Non un cuscino, ognuno di noi si dovrebbe portare un cuscino e riposare su quella barca. Ma Gesù dice una cosa importante, perché ormai i cuscini non ce n'erano più, uno era il cuscino, quindi non si potevano addormentare più. E dice una cosa, guardate, dice: come mai non avete fede? Ora vi rivelo una cosa: la fede degli apostoli non è arrivata in quel momento. O meglio, correggiamo che ho sbagliato. La mancanza di fede degli apostoli non è arrivata in quel momento. In quel momento è arrivata la paura. Ma la mancanza di fede è arrivata prima. Quando Gesù ha detto passiamo all'altra riva. Ora immaginate che Gesù col cuscino sotto il braccio dice passiamo all'altra riva. Gli apostoli, se avevano fede, avrebbero fatto 2 cose, o l'uno o l'altro. O prendersi un cuscino pure loro e avrebbero pensato: vabbè, tanto c'è Gesù, se Gesù si prende il cuscino prendiamocelo pure noi. Oppure dovevano mettere Gesù al timone. La mancanza di fede degli apostoli parte dalla riva. La loro mancanza di fede parte dall'inizio.
non è arrivata nel momento della tribolazione, è arrivata nel momento quando stavano bene. Gesù ci sta dicendo una cosa importante, questa parola ci sta dicendo una cosa importante. Noi dobbiamo riposare in Cristo anche quando stiamo bene, dobbiamo mettere alla guida Cristo anche quando siamo nella tranquillità, non soltanto quando arriva la tempesta. Facile quando arriva la tempesta invocare il Signore, ma non possiamo permetterci di metterla a dormire, non possiamo permetterci che Lui riposa e noi no. E molte volte noi sbagliamo proprio per questo motivo, perché quando le cose ci vanno bene, vabbè, ringraziamo il Signore, ma quello manco ci sente, dorme. Noi vogliamo dirigere la nostra vita a modo nostro. Certamente Gesù è dentro di noi, certamente è nel posto giusto, vicino il timone, ma certamente non glielo diamo il timone in mano. Quando qualcuno ci dice guarda che stai sbagliando direzione, ci offendiamo pure, perché le cose siccome vanno bene, vuol dire che è volontà del Signore, ma non è detto. Non è detto. E non ci accorgiamo che noi stiamo facendo riposare il Signore dentro di noi, sta dormendo. Si sta facendo un bel pezzo di sonno e siamo noi che gli abbiamo detto dormi. E il Signore che cosa fa? Dorme. Quindi vogliamo continuare perché è interessante anche tutto il resto. Il vento cessò. Vi voglio andare a riprendere il versetto 36 dove dice con lui c'erano altre barche. E dice anche si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbatterono sulla barca. Mi avete seguito? Allora dice, con lui c'erano altre barche. Si scatenò una gran bufera, il vento e le onde si abbatterono sulla barca. Non sulle barche, ma sulla barca. E qua, apriti cielo, com'è possibile che la tempesta si scatena su una barca e non su tutte le altre? C'è un motivo. C'è un motivo. E io ho capito questo e vi voglio trasmettere questo messaggio. A volte noi viviamo in una tempesta, guardiamo tutti gli altri e diciamo ma perché io che sono in Cristo sto vivendo questa tempesta e tutti gli altri invece sono belli, tranquilli e sereni? Quanti di noi l'hanno pensato? Alziamo la mano, ma chi non alza la mano pure lo pensa. Si guarda intorno e dice ma Signore, ma perché io? Tutti gli altri no, io sì. Perché? Perché? Perché Gesù non è nelle altre barche. Se la tempesta si scatena nelle altre barche, quelli muoiono. Gesù è sulla nostra barca. Se si scatena la tempesta dove siamo noi non moriamo. Mentre per gli altri c'è morte sicura, cioè la barca non avrebbero potuto gridare a Gesù, perché Gesù non era nella loro barca. Ma a prescindere da questo, siccome vi voglio portare più avanti, anche se gli apostoli non avessero gridato a Gesù, salvaci, non lo vedi che stiamo morendo, loro non sarebbero morti comunque, perché c'era Gesù là sopra. Mi spiego? Quindi in qualsiasi situazione tu non morirai comunque. Puoi essere senza fede, puoi avere paura, può entrarti acqua dentro la barca, ma tu non muori, perché Gesù è con te. Se la stessa situazione capita nelle barche dove non c'era Cristo, quelli sarebbero morti. Gesù fa grazia ancora a loro per permettergli di conoscerlo. A Gesù e agli altri fa ancora grazia. E allora dice, ma forse è meglio stare dall'altra parte, forse è meglio stare nelle altre barche, così ci evitiamo pure il tormento delle onde, che stare insieme a Gesù e avere questa paura. E anche là c'è una differenza, nel senso che arrivato a un certo punto noi possiamo testimoniare della gloria di Dio nella nostra vita. Gli altri che devono testimoniare? Gli altri possono vedere da lontano
Immaginate tutte queste barche. E c'è questa tempesta che colpisce una sola barca. Tutti gli altri pensano moriranno tutti. Tutti moriranno. Da lontano vedono sta nuvoletta di fantozzi sopra la barca di Gesù, dove ci sono gli apostoli. E tutti pensano, poverini, moriranno tutti. E invece, ad un certo punto li vedono arrivare dall'altra parte e gli altri vedono il miracolo. Noi siamo testimoni del miracolo, noi siamo il miracolo. Per questo il Signore a noi ci fa crescere in una maniera diversa. Gli altri morirebbero, noi invece arriviamo vivi, sani, salvi, con un bagaglio spirituale superiore. Amen. Dillo alla persona accanto a te, tu arrivi con un bagaglio superiore. Gesù nella nostra vita è trasformazione, una trasformazione che gli altri non possono capire, ma gli altri anche devono arrivare a conoscere Cristo, perché se arrivano dall'altra riva senza, guardatemi, se arrivano all'altra riva senza Gesù dentro la barca, loro non hanno cambiato aria, non hanno cambiato mentalità. Dall'altra parte loro erano come sono partiti, mentre gli apostoli sono partiti e sono arrivati diversi. Amen. Più avanti l'ultimo versetto dice ancora: ed essi furono presi da grandi timori, dicevano loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Loro sono arrivati dall'altra parte con la conoscenza che Gesù calma la tempesta. Cioè sono arrivate dall'altra parte sapendo che qualsiasi problema ci sarà, da quel momento in poi Gesù sgriderà la tempesta e la tempesta gli ubbidirà. Gli altri non lo sanno. Gli apostoli hanno acquisito una conoscenza spirituale che è stata meravigliosa, stupenda. Sì, hanno avuto un momento di timore, un momento di paura, ma quel momento si è trasformato in santo timore, nel senso che hanno detto: Gesù con noi è forza, Gesù con noi è potenza, chi ci potrà resistere? Chi ci potrà vincere? Amen. Quindi nella tua vita hai due possibilità: o metti subito Gesù al timone, oppure se hai deciso che Gesù si deve riposare, riposati pure tu. Se hai dato un cuscino a Cristo, prenditelo pure tu. Tanto sulla barca dove sei, se sei con Cristo, non affonda. Amen. Quindi è una parola di consolazione, si collega un pochino al Salmo di ieri sera. Per quanto noi possiamo essere nella fossa, nella misura in cui noi gridiamo a Cristo, Cristo ci risponde. Arrivato a un certo punto gli apostoli hanno gridato a Gesù, gli hanno detto: Signore, ma tu vuoi che noi moriamo? Gesù in quel momento si è alzato, come si dice a siciliana? Si stecca a lui che dice: ma che buono che è, ma veramente sono ignorante totale. Perché Gesù non può fare altro che pensare questo di noi, ma sono ignorante totale. Ci siete? Perché dove c'è Gesù non ci può, anche che entra. Ma perché secondo voi Gesù che era sdraiato è il primo a sentire l'acqua, doveva essere lui? Secondo me l'acqua lui la riscaldava, perché sentiva freddo, ha fatto un miracolo e riscaldava l'acqua. Vabbè, stupidaggine che sto dicendo in questo momento, però vi voglio far capire che se c'era un reale pericolo Gesù l'avrebbe sentito prima, ma con Gesù non ce n'è pericolo. Quindi nella tua vita non ce n'è pericolo, sta tranquillo. Sia che Gesù è sveglio, sia che Gesù dorme, sta tranquillo, c'è Gesù con te. Ovvio che noi dobbiamo cacciare via la paura dalla nostra vita e in quel caso noi dobbiamo andare a Cristo, perché dobbiamo riacquistare la fede che abbiamo perso fin dall'inizio, perché non ci siamo fidati della sua guida, non ci siamo fidati del suo consiglio. Amen. Dobbiamo essere persone che danno la propria vita a Cristo, perché Cristo deve guidare la nostra vita. Amen. Gesù deve guidare la tua vita. Nella misura in cui Gesù guida la tua vita, tranquillo, se veramente Gesù guida la tua vita, eviterai pure le tempeste, eviterai di gridare a Gesù, eviterai di dirgli: Signore, sto morendo, aiutami. Amen. Perché Gesù, quando vede la tempesta, avrebbe detto da lontano: come ha fatto Mosè? Ha aperto il mare. Gesù avrebbe aperto i cieli e avrebbe detto: passiamo in mezzo alla tempesta. Amen.
Quindi diamo la nostra vita a Gesù, diamogli il posto migliore della nostra vita, vicino al timone, e evitiamo di dargli un cuscino, diamogli direttamente il timone affinché guidi la nostra vita. Amen? Ok, nel mentre i cantori si possono avvicinare, preghiamo questa parola. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, ci alziamo in piedi, amen. Signore, noi ti vogliamo ringraziare e ti vogliamo lodare. Vogliamo, Signore, ringraziarti per questa parola di consolazione. Tu sei con noi in questo momento, tu sei con noi nel momento della tempesta, tu sei con noi quando attraversiamo il mare, Signore, da una riva all'altra, tu sei con noi, perché noi abbiamo deciso che tu devi stare con noi sopra la nostra barca. Questo ci consola enormemente, Signore, perché noi sappiamo che qualsiasi cosa accada in mezzo a quel mare, tu sei con noi, non può affondare la barca. Tu sei con noi e noi non possiamo morire, perché la vita è su quella barca, tu sei su quella barca. Signore Eterno, nel nome di Gesù, però noi vogliamo darti, offrirti, non un cuscino, Signore, ma un timone. Noi vogliamo darti, Signore, la nostra vita per guidarla. Non vogliamo essere come gli apostoli che tra di loro hanno pensato che forse era meglio che tu riposavi, tanto loro erano dei bravi navigatori. Tu magari eri bravo a fare i tavoli, hanno pensato. Loro erano bravi a guidare le barche. Signore, noi non vogliamo fare questo errore. Tu ci hai dato delle capacità, delle magnifiche capacità, un'intelligenza meravigliosa. Signore, tu ci hai dato delle mani che riescono ad operare cose stupende. Ma noi non vogliamo confidare su noi stessi. Anche se siamo bravi a fare una cosa, Signore, noi la vogliamo mettere davanti a Te, alla Tua presenza. Vogliamo, Signore, che Tu ci guidi anche nel lavoro delle nostre mani, nel lavoro della nostra mente. Nelle abilità che ci hai dato, Signore, noi le vogliamo offrire a Te affinché Tu le guidi. Perché sicuramente noi possiamo fare un buon lavoro, ma un lavoro perfetto lo puoi fare Tu, Signore, con noi. Ti ringraziamo perché Tu ci hai scelto di stare sulla barca insieme a Te. Ti ringraziamo, grazie, Signore, perché Tu ci hai dato la possibilità di vedere il miracolo. Tu ci hai dato la possibilità di cambiare mentalità, di cambiare vita spirituale, di cambiare vita umana, Signore. Tu ci hai dato la possibilità di passare da una riva all'altra e arrivare dall'altra parte con una trasformazione, con una consapevolezza, con qualcosa, con una ricchezza, Signore, che le altre barche non hanno gustato, che hanno visto da lontano ma che non hanno visto di presenza. Signore, noi ti abbiamo visto, noi ti abbiamo sentito, noi possiamo testimoniare che Tu sei stato grande nella nostra vita, Tu sei stato potente nella nostra vita e sappiamo, Signore, che ancora lo sarai. Non vogliamo avere paura, Signore, allontana la paura dalla nostra vita, allontana la paura dalla barca, Signore, allontana, Signore, questa paura che certe volte ci fa pensare che stiamo sbagliando. Io voglio cacciare via ogni spirito di paura che è nella mente di tutti noi, Signore, che a volte è come un semino seminato dentro di noi e che cresce man mano che la difficoltà cresce. Signore, noi vogliamo superare questa paura, andare oltre. Certamente gli apostoli potevano svegliarti prima, ma ti hanno disturbato proprio nel momento in cui loro ritenevano che c'era un pericolo. Noi vogliamo darti il controllo di ogni cosa, Signore, prima della tempesta. Il controllo del timone prima della tempesta, il controllo della barca prima che l'acqua entri dentro la barca. Stendi la tua mano, Signore, nel nome di Gesù. Vieni, Signore, nella nostra vita. In questo giorno, Signore, noi vogliamo, dentro di noi, a parole nostre, con il nostro pensiero, offrirti tutto noi stessi. Vogliamo, Signore, vivere una vita piena di miracoli, piena di rivelazione. Amen. Diversa, Signore, speciale, trasformata. Vogliamo vivere una vita, Signore, che non sia una vita normale, morta, Signore, una vita come tutte le altre. Noi vogliamo, Signore, la Tua presenza in noi. Non vogliamo essere come le altre barche
sopra quel lago, Signore, così. Noi vogliamo essere, Signore, toccati dalla tua meravigliosa grazia, dalla tua meravigliosa presenza. Vogliamo, Signore, che la nostra fede non vada a perdersi, a morire. Noi vogliamo che la nostra fede vada a crescere, Signore. Vogliamo avere fiducia in te. Vogliamo sapere, Signore, dentro di noi che tu puoi guidare questa barca e la puoi guidare nella direzione giusta, nel momento giusto. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Ripetiamo insieme: Signore Gesù, io ti do la mia vita. Io ti do la mia vita. Io ti do la poppa della mia vita. Io ti do la poppa della mia vita. La parte migliore di me. La parte migliore di me. Io ti do il timone della mia vita. Io ti do il timone della mia vita. Guida tutta la mia vita. Guida tutta la mia vita. Da una riva all'altra. Da una riva all'altra, Signore. Guida la mia vita, Signore. Guida la mia vita, Signore. Perché io lo so. Perché io lo so. Che tu mi farai fare la strada migliore. Che tu mi farai fare la strada migliore. Per giungere sano e salvo. Per giungere sano e salvo. Prendi la mia vita, Signore. Prendi la mia vita, Signore. Grazie, Gesù. Grazie. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Anche noi vogliamo gridare come hanno gridato gli apostoli. La tempesta gli dà retta, il vento gli dà retta. Quel santo timore, Signore, noi vogliamo. Quel santo timore che ci fa guardare a te con la consapevolezza che nessun nemico ti può abbattere, che nessuna tempesta ti può abbassare. Amen. Sì, Che nessun demone può venire contro di te e vincerti. Alleluia. Signore, noi vogliamo avere quel santo timore che ci fa stare sotto le tue ali, Grazie, Gesù. sotto il tuo braccio potente, Signore, Gloria a te, Gesù. che ci difende, che ci libera, che ci fa superare le avversità. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, vieni. Vieni dentro di noi, vieni nel nostro cuore, Signore. Spacca la pietra, Signore, che è dentro di noi. Spacca la durezza, Signore, che abbiamo creato dentro di noi. Noi vogliamo un cuore tenero alla tua presenza, Amen. Signore. Sì, Noi vogliamo che lo Spirito Santo passi ancora in questo momento, Signore, e ci riempia di te. Emozionaci, Signore, della tua grazia, della tua presenza. Vieni, Signore dei Signori. Vieni, Re dei Re, Principe tra i principi. Vieni, Maestà, in mezzo a noi, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a te, Signore, Santo, Santo, Santo. E il Signore dice: quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. E quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Gloria a te, Signore, Santo sei. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Gloria a te, Signore.